Euroregione News. Case dell'acqua, bere sano e rispettare l'ambiente. La Regione promuoverà la diffusione sul territorio delle case dell'acqua. La proposta è stata avanzata dall'assessore all'ambiente Sara Vito alla Giunta regionale in considerazione dei risultati già ottenuti per la riduzione della produzione di rifiuti e delle emissioni nell'atmosfera registrati dopo l'entrata in funzione nel Friuli Venezia Giulia di un'ottantina di questi punti di distribuzione dell'acqua potabile. Come è stato riscontrato, è infatti crescente l'attenzione delle amministrazioni comunali nei confronti di questo modello di distribuzione e di valorizzazione dell'acqua pubblica. Un modello che è apprezzato dai cittadini anche perché consente un risparmio nei costi familiari. Per contro, la grande diffusione del consumo di acqua minerale in bottiglia si riflette negativamente sulla produzione dei rifiuti, che è aumentata a causa del maggior utilizzo di bottiglie in plastica, e sull'emissione di gas tossici che sono prodotti dai mezzi di trasporto. Per valutare l'efficacia delle case dell'acqua nella prevenzione mirata alla salute dell'ambiente è stato effettuato il monitoraggio della diffusione e degli effetti delle stesse nel Friuli Venezia Giulia. Nella nostra regione sono presenti attualmente 79 impianti che lo scorso anno hanno erogato 19 milioni di litri d'acqua. Secondo recenti statistiche, gli italiani consumano in media 195 litri d'acqua minerale pro capite l'anno e sono i primi consumatori in Europa di acqua in bottiglia. Tutto ciò nonostante l'acqua che sgorga dai rubinetti ambientali e degli acquedotti mantenga elevati standard di qualità e di sicurezza. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.